Beh, ovviamente se a inizio anno ci avessero detto che saremmo stati primi in classifica ad oggi, penso che nessuno dell'ambiente cavese, anche degli addetti ai lavoro, ci avrebbe creduto. Quindi la risposta è sicuramente no, non ci avrei creduto, però il calcio è bello anche per questo, è imprevedibile. Noi abbiamo lavorato sodo, abbiamo creato un gran gruppo, con dietro uno staff e una società che ti permette di lavorare in maniera serena e tranquilla, e siamo riusciti quindi a fare questi risultati che al momento ci hanno collocato in questa posizione di classifica, ed è sicuramente una cosa molto positiva e anche molto entusiasmante anche per l'ambiente di Cavamanara. Ad oggi non possiamo sbilanciarci, nel senso che la classifica è veramente molto corta, il campionato è veramente molto livellato, soprattutto verso l'alto, tutti possono vincere con chiunque, di conseguenza perdere con chiunque, e quindi il nostro obiettivo rimane sempre lo stesso, quello di raggiungere la quota salvezza il prima possibile, quindi mettendo più punti possibili da qui, diciamo vabbè adesso l'ultima partita di domenica e poi anche nelle prime partite del girone di ritorno, e poi una volta raggiunta la salvezza, che è il nostro obiettivo principale, tutto quello che verrà sarà sicuramente di guadagnato. Quindi l'obiettivo resta sempre quello della salvezza, con i piedi per terra, cercando di fare più punti possibili. Sì, domenica andremo a Cremona contro lo Sported Maris, è uno scontro diciamo fra quelli un pochino più in alto della classifica, nonostante questo noi stiamo preparando la partita come abbiamo sempre fatto, come abbiamo fatto tutte le altre settimane dall'inizio dell'anno fino adesso, quindi con molta serenità, con voglia, con impegno e partecipazione da parte di tutti, e c'è niente, domenica cercheremo di andare a fare la nostra partita cercando di portare a casa il risultato, e se non dovesse capitare non succederà nulla, non è una partita decisiva, chiuderà solo il girone di andata, noi faremo il possibile per portarla a casa, ma la settimana comunque è stata preparata come sono state preparate tutte le altre partite da inizio stagione. Sì, sono a quota 6 gol per adesso. Diciamo che oramai con l'avanzare dell'età non mi pongo mai degli obiettivi strettamente personali. Diciamo che l'importanza della squadra ha assunto un valore sempre un pochino più importante nel corso degli anni per quanto mi riguarda. L'obiettivo, se proprio dobbiamo fissarlo, è sicuramente andare in doppia cifra, poi se verranno dei gol in più, soprattutto dei gol che potranno essere utili alla squadra per raggiungere i nostri obiettivi, sarò contento. Però oramai non mi fisso diciamo dei valori numerici da raggiungere, vediamo domenica per domenica quello che si riesce a fare, cercando sempre di fare il massimo, soprattutto per aiutare la squadra. Poi il ruolo è l'attaccante, quindi quasi sicuramente se i risultati di squadra arriveranno, significherà anche che i gol personali saranno arrivati.